De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagine 177-178. Signore e signori, ci auguriamo che lo spettacolo sia di vostro gradimento, anche se ha subito delle modifiche impreviste. Per premiare la vostra cortesia, la redazione di Gioca e Suona è lieta di offrirvi una passerella degli amici più simpatici. Ecco a voi il professor Fontest. Signore e signori, buonasera. Sono a vostra completa disposizione per sottoporre a un test tutti i presenti. Vedo che siete tutti d'accordo, allora incominciamo pure. Il mio test premierà tutti quelli che hanno seguito le avventure di Gioca e Suona. Guardate a pagina 178, troverete una serie di quiz. Rispondete a tutte le domande e poi se avete qualche dubbio andate a confrontare le risposte con la soluzione a pagina 192. Pagina 179. Secondo me c'è solo un posto dove possiamo essere sicuri di trovare i Bad Twins. Dove? Nel sotterraneo della biblioteca del conservatorio. Come fa ad essere così sicuro? Non sono sicuro, ma ho il sospetto che si siano nascosti là. Da un po' di tempo alcune partiture risultano manomesse. In che modo? Le parole delle canzoni non corrispondono più alla musica. Ho giusto qui un esempio. Guardate a pagina 179. Ci sono dei pentagrammi con le note di alcune canzoni e di fianco le parole di altre canzoni. Provate un po' a rimettere le cose a posto, collegando con un tratto di matita le note di ogni canzone con le relative parole. Canzone numero 1. Canzone numero 2. Canzone numero 3.
Canzone numero 4. Canzone numero 5. Avete sentito? Sono convinto che questa è opera dei Bad Twins. La canzone numero 1 era John Brown, quindi il pentagramma numero 1 andava collegato alle parole della quarta riga. La canzone numero 2 era Cucaburra. La canzone numero 3 era La cucaraccia. La canzone numero 4, I quattro guastatori. Vi ricordate le parole? State allerta tutti quanti! E la numero 5, Soleram. Basta! Se le cose stanno così, andiamo subito alla biblioteca del conservatorio e cerchiamo di fare in fretta. Pagine 180-181. Il professor Fontest ha esaminato tutti i vostri quiz e ha detto che... Siete tutti bravissimi. Tutte le risposte erano giuste. Ora lascio la parola al maestro di gioca e suona. Che cosa? Chi mi vuole? Maestro, tocca a lei. Che cosa devo fare? Ma come non si ricorda? Deve intrattenere il pubblico con un quiz. Ah sì, è vero. Ecco, qui davanti a voi c'è l'orchestra. Li riconoscete? Il pianoforte, la tromba, il violino, il clarinetto, l'arpa, il corno, il tamburo e la chitarra. Ora suoneranno tutti tranne uno. A mano che li sentite e li riconoscete, segnateli con una crocetta. Alla fine saprete qual è lo strumento che non ha suonato. Potete poi controllare la soluzione a pagina 192 e fate bene attenzione, perché se le vostre risposte saranno esatte, sarete premiati con una bella canzone di Cristina e Cirillo. Siete pronti? E allora via!
Pagine 182-183. Le canzoni di Cristina. Vieni al mare, dai. Oh, Cristina, ho preso tutto! Ho preso il costumino, le formine, il secchiello, non mi manca niente! Si va al mare! Oggi è un giorno importante, perché è pronta e raggiante, il sole splende festante. E tutti al mare possiamo andare, per strada siamo già. Glenn si vuol trasformare in un lupo di mare, ma lui nuotare però non sa, e si domanda come farà a dire la verità. Vieni al mare, dai, nell'acqua azzurra tu con noi, poi nuoterai, ci spruzeremo e ti divertirai. Qui da noi tu lo sai che con noi l'allegria troverai. Vieni al mare, dai, nell'acqua fresca tu con noi, sì, tu verrai, ci spruzeremo e ti divertirai. Qui da noi l'allegria troverai. Ah, mi piace stare dentro l'acqua, mi tuffa mamma! T'ho spruzzata? Bob mi vuole portare un ricordo dal mare, sul bagnasciuga così lui va, e le conchiglie che troverà, certo a casa porterà. La sai bene questa canzone, Cirillo? Via con la tastierina. Vieni al mare, dai, nell'acqua fresca tu con noi, sì, tu verrai, ci spruzeremo e ti divertirai. Qui da noi l'allegria troverai. Vieni al mare, dai, nell'acqua fresca tu con noi, sì, tu verrai, ci spruzeremo e ti divertirai. Qui da noi l'allegria troverai. Non mi prendi! Mamma, come fonda! Pagine 184-185. Ma cosa sono quelle? Guardate, Filippo, Camilla, sono le orecchie di Cirillo. Sono proprio loro. Dobbiamo seguirle. Ci condurranno nel luogo dove lo tengono proprio prigioniero. Ma come faremo a liberarlo? Ho un'idea. Mi rivolgo a tutti i bambini qui presenti. Bambini, finora non vi abbiamo detto che il motivo per cui lo spettacolo non poteva iniziare era che Cirillo è stato rapito da terribili Bad Twins. Ma adesso abbiamo buone notizie. Guardate, le orecchie di Cirillo sono arrivate fin qui per guidarci al luogo dove lo tengono nascosto. Seguitemi, andremo tutti insieme a liberare Cirillo. Ora mi racconterete come avete fatto ad arrivare prima di noi.
È semplice, abbiamo seguito le orecchie di Cirillo e così, con tutti i bambini, siamo arrivati alla biblioteca del conservatorio, abbiamo liberato Cirillo e la polizia ha catturato i Bad Twins. Bravi ragazzi, sono proprio contento di voi e ho anche una sorpresa. Quale? Filippo, apri la porta! Solfeggio! Proprio lui! E cosa ci fa qui? È il nuovo collaboratore di Gioca e Suona, è lui che mi ha aiutato a arrivare fin qui. Avremmo sicuramente liberato Cirillo se non foste arrivati prima di noi. Ma siamo sicuri? Non dovrete più preoccuparvi, d'ora in avanti sarò un vostro alleato. Pagine 186-187. Le canzoni di Gioca e Suona. Per festeggiare l'avvenimento, vi proponiamo una canzoncina di arrivederci dal titolo Bye Bye. Sole 8 in punto, trilla la sveglietta, alzati mi dice corri a lavorare. Guardo il mio bambino che mi fissa triste, lo coccolo un pochino e gli sussurro piano. Bye bye, ciao ciao, io adesso vado via, dai fammi un bel sorriso che presto tornerò. Bye bye, ciao ciao, io adesso vado via, dai fammi un bel sorriso che presto tornerò. Quando in mezzo al cielo faccio capolino, tutti son contenti fino in fondo al cuore. Ma quando la sera me ne devo andare, ai bimbi mogi mogi io canto a loro così. Bye bye, ciao ciao, io adesso vado via, dai fammi un bel sorriso che presto tornerò. Bye bye, ciao ciao, io adesso vado via, dai fammi un bel sorriso che presto tornerò. Oggi non c'è scuola, ce ne andiamo al mare, siamo già tutti pronti, forza che si va. Ma le belle cose durano troppo poco, la festa è già finita ma un'altra arriverà. Bye bye, ciao ciao, io adesso vado via, dai fammi un bel sorriso che presto tornerò. Bye bye, ciao ciao, io adesso vado via, dai fammi un bel sorriso che presto tornerò. Che presto tornerò, che presto tornerò. Pagine 188-189. Le interviste di Cristina. Il finale. Questo per Diana voglio ti attraverso la quindi io voglio che far amore delle verità si vede in quelle amore di benedetto si diventa in quelle si diventa in quelle amore delle verità
Cristina, signorina Cristina, cosa ne dice? Questo sì che è un finale! È giusto quello che ci vuole. Un tempo il finale preparava l'applauso, all'entusiasmo. Era la conclusione logica di un discorso musicale. Insomma, quando una musica finiva, lo capivano tutti. E vuol dire che oggi non è più così? Oggi molto spesso non è più così. Praticamente il finale per alcuni musicisti non esiste più. Così chi ascolta un'opera o un concerto non riesce più a capire quando lo spettacolo è finito. Anche le canzonette spesso non finiscono. Ma com'è possibile che non finiscano? Praticamente finiscono, ma così, senza un vero finale. Il suono diminuisce piano piano fino a sparire completamente. Ma le sembra un finale? Beh, in un certo senso ha ragione. Si capisce che ho ragione. Il finale è una cosa seria, va preparato con cura. I momenti più incandescenti di un'opera lirica erano proprio i finali. Sente questo, per esempio. O quest'altro. Devo dire che lei ha proprio ragione e mi pare che il nostro amico Willy abbia proprio una bella storia su un finale famoso. Pagine 190-191. Il teatrino di Gioca e Suona. La sinfonia degli addii. È proprio così. Visto che il tema è il finale, ho pensato di invitare il signor Haydn a parlarci di un suo celebre finale. Beh, celebre. Veramente l'ho scritto per mandare un messaggio al principe di Esterhazy. Un attimo, maestro. Prima di iniziare a raccontare la sua storia, le dispiace darmi un attimo di tempo per dire sipario?
E ora, maestro, ci racconti la storia di questo finale. Beh, per capire bene un finale, bisogna cominciare dal principio. Noi, cioè io e i musicisti della mia orchestra, eravamo al servizio del principe di Esterhazy nella sua residenza estiva. Il principe non permetteva a nessuno di lasciare il palazzo finché lui era presente. Le sue manie quell'anno impedivano a tutti noi di tornare a trovare le proprie famiglie. Nessuno osava parlargli. Come dire a un principe che eravamo stanchi, che avevamo bisogno di un po' di riposo. Mi venne un'idea formidabile. Perché non dirglielo con la musica? Così ho composto la Sinfonia degli Addii. Una sera tutto era pronto per il concerto. Il principe era seduto al centro della sala, circondato da parenti e nobili. Tutta l'orchestra era pronta a un mio gesto. Su ogni leggio era accesa una candela. Sentivo che alle mie spalle c'era un profondo silenzio. Ciò significava che la mia musica era gradita al principe e alla sua corte. Ma avevo per loro una piccola sorpresa. Iniziò il finale. Una musica tumultuosa, piena di gioia e serenità, ma improvvisamente... Mentre si eseguiva l'adagio, i musicisti, terminata la loro parte, spegnevano la candela sul leggio e in silenzio lasciavano la sala. Dopo un po' rimasi a dirigere un'orchestra composta da solo 2 violinisti.
Il principe rimase sorpreso da questo finale. Non aveva compreso il mio messaggio. Poi, improvvisamente, scoppiò in una fragorosa risata e cominciò ad applaudire. Diedi un sospiro di sollievo. Il mio finale era stato più eloquente di ogni discorso e il principe ci diede la tanto sospirata licenza. Pagina 192. E ora che siamo tutti riuniti, occorre fare un bel brindisi. Il nostro amico Solfagio ci ha portato quest'enorme bottiglia di spumante. Guardate! Ma è grandissimo! E come facciamo a stapparla? Non preoccuparti, ci penso io. È un tappo con telecomando. Un teletappo. Le inventano tutte. È un'idea formidabile. Anch'io ho una sorpresa. Cos'è? Un attimo di pazienza. Bene, sono pronto. A tutti gli amici di Gioca e Suona dedico questa raccolta di canzoni. L'omaggio è rivolto a tutti quelli che ci hanno seguito con simpatia e naturalmente a tutti quelli che ci hanno fatto divertire. Prima di tutti, Cirillo e Cristina. Per tutti, mamma! Grazie, maestro. Merita proprio un bel bacio. Poi il capo, Filippo, Camilla, Saverio, Dorella, Solfagio, Willy, Perry Sniff e tutti i personaggi delle nostre storie, dal lupo di mare al professor Fontest.
là, solfagio, via col teletappo. Stiamo volando nelle bolle dello spumante! Che bello! Come mi sto divertendo! Solfagio, sempre con questi scherzi, ma quando la finirai? E finché ci divertiamo, continuerò. E adesso? Dove andranno tutte queste bolle? Chi lo sa dove va il vento?